20 anni fa nasceva Dagospia, il sito di informazione e di gossip più consultato d'Italia. Tra politica, potere e mondanità, un racconto alternativo del nostro tempo. Vediamo con Adriano Montibuzzetti. Ammettiamolo, Dagospia in un paese serio non esisterebbe. Un male necessario, Dagospia, la lavagna luminosa che da 20 anni mostra l'Italia come un'impietosa radiografia agli intestini del potere. Per il suo creatore, Roberto D'Agostino, l'ex lucologo TV, era ed è l'unica strada concessa alle notizie snobbate dai giornaloni. Vocazione in origine tutta mondana, collettore di immagini e relata dai luoghi di incontro e di crapula delle caste nostrane, immortalate sempre al loro peggio, secondo i dettami di quell'ironico neologismo, cafonal, ormai entrato anche nel dizionario. Ma presto l'orizzonte si amplia, scoop fortunati, un plotoncino di informatori eccellenti, spesso desiderosi di cavarsi qualche sassolino dalla scarpa, convincono D'Agostino che la sua creatura può guardare oltre l'imbuto scandalistico e diventare un vero network di controinformazione, rivelando trame e brame dell'Italia che conta, lo stormire di fronde del sottobosco politico-finanziario e anche sbertucciando con qualche mordace calambur i paludati sofismi dell'editorialista mainstream di turno. Il meglio e soprattutto il peggio del bel paese in un crogiolo digitale da 5 milioni di pagine visitate, un successo nato dalla democrazia del mouse. Ci permette di andare dove vogliamo, a esprimere tutte le nostre opinioni, anche a volte rozze, anche a volte maleducate, però non siamo più lì ad aspettare che ci venga data la linea da un editoriale sul giornale. A 120 anni dalla sua nascita, il presidente